Mamen. I bracciolo di Mamen. Inde bracciolo di Mamen timbore. Un formaggio di aplicchia aveva ste. Un lerdo putresene stava scettato e a mezz'ora erano belle cucinate. Non hai cucinato, senza di giunta, dopo 3 mesi ancora mezzo crotto. Prima da manelli in do caldaron, ma a me me l'attaccavo con cotone. Tu, ancora se ne fosse una strada a strada, il bracciolo l'attacco con frufolato. Quando cucinava memme con il profumo, solo a sederlo ti faceva perdere. Da quando cucina tu che mensurato, a bracciolo ne adoro e menca fatto. Per prepararla si alzava di notte e faceva grosso quanto hanno cazzetto. Chi di caffè tu gli ha da mangiare da capo per non vedere tanta cacalina di crap. Comunque, che hai detto non ha badato, l'hai detto per farvi fare 4 sette. Ci puoi venire a sapere dove mascatras, la domenica me ne da viene tutto a casa. A ricordatevi che non si mangia prima di 2 e a carne per la vita non ci vuole. Avete capito? Buongiorno, 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 buona domenica è una buona santissima domenica di maggio. Oggi abbiamo un grande amico, un ospite speciale, un ospite che fa sempre la differenza quando ci dice le poesie, il grande Fedele. Buongiorno Fedele. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. A voi tutti tra i vicoli, stradine accantonate che vi trovate in giro per tutto il mondo, a tutti i barlettani che sono in giro per il mondo, specialmente alle mie nipoti che si trovano in Argentina. Mamma mia. A Grazia Catapano con il marito Guglielmo e i suoi figli e Norma Catapano. Un saluto e un forte abbraccio a voi tutti, a tutti i barlettani di Barlette aperte sparse per tutto il mondo. Barletta, la città della disfida, la città di Fieramosca, la città di Eraclio, la città del castello più importante del mondo, la città di Federico II, dove unico busto al mondo è custodito il nostro castello Barletta. Signore e signori, questa è una bellissima giornata per noi tutti e per voi tutti. Possiamo dire veramente che è un bel giorno di Solex. Era un bel giorno di maggio. Era un bel giorno di Solex, c'è il sole oggi. Era un bel giorno di Solex. Omoedava passeggiavano sopra un magnifico pral, sotto l'ombra della palmolive. Dissadava fammi toccare la sesa. Ma ella rispose, facciamo finta di cadum un sopra l'altro, potremmo fare trim trim, anzi super trim. Ma imbarazzata non rispose. Omo le alzò il vel, le calò il lip, le montò in cappa e vi entrò in tappa. Ajax si gridava mentre facevano spicca e span. E dopo 9 mesi a quel giorno di Lux nacque, c'è che nascette, sentiamo cosa nacque. Nacque questo bel ragazzo, Lello, detto il rosso di Barlette, Javers, i Barlettani, Simonò, i Barlettani di Barlette Javers. Poi un'altra cosa, Barletta, città della Madonna dello Sterpeto, questo è il mese della Madonna dello Sterpeto. Un forte abbraccio di nuovo e saluto a voi tutti in tutto il mondo. Stoppisci! Allora, facciamo vedere i nostri amici una buona domenica. Avete visto? Il grande Fedele è una potenza. Non si ferma più. Una volta che dai il via, non si ferma più. Io ogni domenica, caro Fedele, ti voglio far capire che siamo vicino al cimitero, e ogni domenica io passo di là per salutare i nostri cari defunti, e specialmente per chi sta fuori, chi sta fuori, quando vede quel viale può farsi la sua preghiera quotidiana per i propri cari.
specialmente quelli che sono lontani, che sono sparsi come giusto in tutto il mondo, che non possono venire a trovare i loro cari. È bene salutarli, sia dire bene. Ma speriamo che Dio ce la manda buona. Ce la manderà sempre buona. Un saluto a mia nipote Sarcina Irene, la figlia di un grande nipote mio. Voglio salutare tutti gli amici che sono approdati in questa pagina di Barletta Vesca, sicuramente non la lascerete mai. Ora mi sto zitto perché stiamo arrivando al cimitero, diamo un po' di silenzio e chi vuole pregare può pregare. Il segno della croce in santa pace, è vero, questo è un luogo sacro. Sì, sì. Purtroppo questo è il luogo dove tutti quanti verremo. Ecco. Ecco, questo è il nostro cimitero in Barletta. A voi tutti ci facciamo il segno della croce. Padre, Figlio, Spirito Santo. E un eterno riposo dona loro, Signore, splende adesso la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Questa è una cosa che noi ormai quasi tutte le domeniche. Però voglio dire una cosa pure. Non vi emozionate, diciamo così, far vedere il luogo di Barletta dei nostri genitori. Vabbè, hai detto una cosa giusta, questa è una cosa che bene o male la passeremo tutta. Ora che passeremo il cimitero possiamo continuare. Cerchiamo di non perché già è triste. Sì. Allora già è domenica, dobbiamo dare il via a questa bellissima domenica di sole, anche se non è il sole di maggio, e mettiamo questa bellissima canzone. In Puglia c'è una realtà importante della storia, Barletta con le battaglie vinte nella gloria, e le sue strade, il suo profumo ti conquisterà, il bianco rosso, colore dell'identità, ti sveglierà con le affannate corse sulle spiagge, con un sole che riscalda il cuore delle sue tante facce, ti dà la grinta per rialzarti se tu sei ne qua, ti senti forte perché la forza te la dà lei. Grazie Barletta, anche se non ci conosciamo, ci vediamo nella mano, uniti dalla realtà. Forza Barletta, 100.000 voci in coro che si innalzano in un cielo azzurro come il sogno di chi non ha età. E stupirai, durante sabato di notte insonni, vivrai nei bar, fiumi di moda tra sorrisi e sogni, come in TV, per un momento cambia la realtà. Paradiso. Ti senti grande, il paradiso di Barletta, il lungomare Pietro, il lungomare intitolato al nostro campione del mondo, Pietro Paolo Mennea, chiamato la Prete del Sud, rimasto nella storia della strega leggera, con un suo record dei 200 metri di 19 secondi e 72 centesimi. Signore e signori, ricordiamolo per sempre, il nostro amato campione del mondo, il nostro amato concittadino Pietro Paolo Mennea. Facciamo un applauso. È vero. Ciao Paolo, Comitangelo dice: grazie a voi sento meno la mancanza della mia città. Grazie.
anche se non il ringraziamento non li mandate, è ugualmente l'importanza è che Ci siamo. gradite il nostro buongiorno. Ma la gente ci vuole bene, ci dice grazie in un'altra maniera. E allora amici, buongiorno, buona domenica, Oggi l'abbiamo 19, vero? Sì, 19 maggio, siamo in pieno mese di maggio, il mese della Madonna, il mese mariano. dei fiori. Anche se questo maggio è un po' particolare come maggio. Diciamo che sta finendo, dai, via. Ormai le giornate saranno bellissime. Potremo venire al mare. Ora, fra qualche minuto, vi farò sentire una poesia dedicata al quartiere di Santa Maria, esclusivamente al quartiere di Santa Maria, andiamo che è bellissima. Non l'ho recitata ancora, non è stata ancora messa in onda. Buongiorno da Milano, buongiorno da Torino, vedi, Milano, Torino. Ah, ho dimenticato, ho dei nipoti in Irlanda, a Pasquale, il figlio di mia figlia, Pasquale Fedele, Fiorella, che si trovano in Irlanda, stanno lavorando in Irlanda, lavorano in Irlanda. Salutiamo anche noi. Pasquale, buona giornata, un abbraccio da nonno Fedele, C'è bene. Pasquale Fedele, C'è bene. un abbraccio. E un abbraccio a tuo figlio che ha compiuto un anno, ha fatto il compleanno di un anno, Tanti ad Alessandro auguri. e a tua moglie Giuliana. Tanti auguri. Poi anche un saluto ho dei nipoti, figli di mia sorella in Francia, a Lyon. Un forte abbraccio Saluti a tutti. Giuliano, a Davide e a Giuseppe. La vostra zio Fedele, Zio Fedele, un forte abbraccio. Ci troviamo giù nel lungomare Pietro Mennea, alla testa del ponente, del mare ponente, verso il porto di Barletta. Usepne. E fra poco attraverseremo il castello. Signore e signori, Sua Maestà il castello di Barletta, uno dei castelli più grandi del mondo. Ora stiamo arrivando a Porta Marina, unica porta rimasta a Barletta, una porta antichissima, Porta Marina. Ecco, questa è Porta Marina, Qui è la caserma della Guardia di Finanza, la chiesa San Cataldo. che presto faremo una festa. Sarà organizzata la festa di San Cataldo e da noi, da Lelli Rosso, da Enzo. No, non diamo notizie se non sono certe. Vabbè, diciamo che speriamo che la faremo. Faremo tornare San Cataldo ogni un po' in allegria. Saluti dalla Svizzera. Allora, visto che ora siamo a Santa Maria, via poi siete Santa Maria. Sì, tranquilla, aspetta, che te la faccio dire anche, te la faccio dire tranquilla. Ecco qua, Fedele, vai con Santa Maria. Che bello quando si arriva sopra Santa Maria, un quartiere da marinerei. Si sente il profumo dell'aria marina. Tra i vicoli, strade e stradine, la caratteristica stanno a addobbare gli altarini della Madonna dell'Assuntina. Ma per l'emozione e l'allegria, dice se la Madonna tu stupito che si trova in la cattedrale di Santa Maria. Tra i vicoli, strade e stradine accantonate, stanno tutta la gente sotto di mezza strada. C'è stata la sede, c'è stato il vangatito e c'è stato il cangatito, pregano, discutono e perdono tempo.
c'è lo sguardo, l'imponenza, la lucentezza e lo splendore di un campanello che quando si sente il rintocco di campana fanno risvegliare tutti i parlettani. Signore e signori, Sua Maestà il Castello di Federico, dove unico busto al mondo è custodito il nostro castello di Barletta. Da sopra il muraglione del castello, sopra il brescio del muro di Pust, si va un trabucco che sta tra la Parenza. E nello sfondo del mare si vedono i barchetti che stanno a 3 ore di cielo. Quando c'era bello, quando prima si diceva tutti i pizzi del paese, siamo sopra a Santa Maria, siamo sopra un quartiere da marineria, siamo accattano un picco di pesce fresco e bello. A come camore, hanno avuto tutte queste tradizioni. C'era quella caratteristica, tu arrivi verso un campanello, vedevi esposto 100 piattenze di pesce, 5 piatti di spine, 5 piatti di propone, 5 piatti di gradi, 5 scuole maccheroni e 5 canistre. Non solo che tu avevi assortimento di roba di pesce, quando tu avevi anche frutta di mare, e sentivi di dire la cozza plosa, la canestrella, i spaghetti a bunga, si va a cucinare i spaghetti a bunga. Insomma, c'è l'imbarazzo della scelta, non potevi sbagliare. Qualsiasi cosa che tu accattiva, ci va a chiesto e tu gustivi. Ma dopo questo discorso è stata chiacchierata, io siamo appena bella mangiata. Ma con il tempo io e Mario hanno venuto per i capricci, io siamo appena bella mangiata di rizzo. E mo con il tempo mare è bello e buono, diciamo a pure a mangiare di patapurca. A besso paraticchi, stanno i barchetti che stanno a 3 ore di cielo, diciamo a pure a mangiare di sessetita. E se il mare si mette con la parenza, si mette significa la parenza, si mette con... Un po' agitato. No, niente agitato. Voglio spiegare meglio, diciamo, la frase. Vai. Se il mare si mette con la sospendenza, quando le onde sono così, diciamo, ondulate così, con la sospendenza, ci siamo pure a mangiare di sardulei. Che sono vietati ora. Sopra il brescio del muro del Pust, sto tra bocca sta apparenza, siamo accontenti pure a sta pensa. Quando e se l'aragosto volete mangiare, avete a spengulo a che l'aragosto costa a sé. Se vi è piaciuto, vi è piaciuto. Come non ci è piaciuto? Grande Fedele. Mamma mia, Fedele è un grande, voglio Fedele. Abbiamo Fedele. Appunto, non stai scherzare. E tu lo sai che ma poi tutto nella mente. Diciamo, comunque, Fedele, oggi il fatto che ci sei, sto trascurando le cose che dovevo dire perché ieri c'è stato una cosa veramente schifosa per chi abita nel centro storico. Cioè, questi giovani di adesso è veramente vergognoso buttarsi le bottiglie a Pris. C'è una cosa veramente vergognosa. Terra di nessuno, schiamazzi la notte fino alle 3 di notte, vomiti. Cioè, ragazzi, se questa è la movida, sinceramente io che abito in questo bellissimo posto che si chiama Barletta e abito nel centro storico. Guardi che luogo dove ci troviamo oggi, all'interno del porto. Fratelli! Ecco, questa è la Lega Navale. Questa è la serpentina, vero? E questa è la serpentina, vedi? Il mare quando è così significa ecco la serpentina. Quando c'è la serpentina, insomma, appena bella mangiata di sardine. Ecco, vedi? Se ci vede, tutto. Ad esempio ora ha sbarcato una barca che stanno facendo vedere i loro prodotti pescati, del pesce fresco e vivo. È una cosa bella, vedete? Poi grazie a Dio. Che bello Barletta. Ma è bella a sé questo paese, solo che non merita, per certa gente non merita di... Barletta è bella, ci vogliono i barlettani che amano Barletta, i politici specialmente, di che i politici. Fate un qualcosa in più per Barletta. Facciamo qualcosa. I politici vogliono Barletta pulita da noi cittadini, poi Barletta è allo spascio. Dai.
Questa è la voce di Fedele, eh? Fedele è uno che ama Barletta come Oh, noi, ama Barletta, ma stiamo scherzando. ha dato la vita per Barletta. No, veramente per far diventare Barletta provincia ho Lo so. rischiato. Io quando andavo a Roma ero scortato in assetto di guerra. Questo, Era in testa- questo è il mare di Serpentina, Sì, giusto? bravo, questo, ecco. La frase che ho detto quando un mare sta a Serpentina, diciamo appena per mangiare le sardoline, e questo qua, vedi? Quando queste onde così belle. Ecco, i barchettini vedi, e nello sfondo del mare si vedono i barchettini che stanno a tirare, vedi, questi qua, ecco. Buongiorno dalla Svizzera, forza Barletta, eh sì. Vedi, sono tornati, stanno vendendo a buscare sul pane, i guagnoni, a buscare sul pane, che è molto importante. Barletti, specialmente Tu svegli ogni mattina, cornette e cappuccini, ma fai una malbora, non va di mengolone. E è bella l'aria fresca, che arriva gargana, e è bella non venire a strecchino, mano a mano a fatica, ma non si trova una fatica. Non mi chiamate le spazi, vedi che la poi di menare. cappuccini, ma non mi piace. Se la poi dicevi tutto i sembri sono cose. Vabbè, anche perché è bello. Ma mi ha incontrato, mi ha molto incontrato. Oggi mi ha l'amico vietare un po' la giornata ai nostri compaesani. Ma non si trova una fatica. Ci deixa vir na telefone, che sarà che pomodoro, ma sarà bronce. Voglio una fatica, lei tendrà andate. Che bello, una bella giornata, sta uscendo il sole, sta facendo anche caldo. Ed è bello stare insieme con voi la domenica mattina, ragazzi. Buona domenica a tutti, buongiorno. Vi auguriamo una gran bella domenica, una bella e santa domenica. Lasciate trovare Madonna, che la Madonna vi vuole bene, vi aspetto. Vi salutiamo, vi auguriamo Di nuovo sì, un forte abbraccio, un saluto. un forte abbraccio da Fedele e Lello. Ciao a tutti e grazie. Buongiorno. E ci Grazie. risentiamo. Barlet, Ja best! ciao. Ik ben een barretan. Simeno, ja best! Ciao Fedele, Ciao, grazie. ciao, grazie a voi tutti.